Il 6 ottobre al Palafabris, la FIPAV di Padova, in collaborazione con la Pallavolo Tonazzo Padova, ha saputo regalare emozione a non finire ai quasi 3.000 sportivi, arrivati per la presentazione della nuova stagione del movimento pallavolistico padovano. L'evento intitolato Padova Azzurra ha visto la partecipazione di molti ospiti azzurri del passato come Francesco Dall'Oglio, Gianni Lanfranco, Pasquale Gravina, Michele Pasinato e Marco Meoni, assieme alle azzurre del presente quali Valentina Fiorì, Jenny Barazza ed Enrica Merlo. Bellissimo il momento in cui i campioni sono stati sollecitati dal presentatore Massimo Salmaso a palleggiare con un giovane atleta. Io sono cresciuto con loro, mi sono innamorato di questo sport vedendo le loro gesta, per cui averli lì vicini, palleggiare con loro è stata una giornata veramente straordinaria per me. E credo che la cosa bella sia stata riuscire a trasmettere a questi ragazzi che c'erano le sensazioni e le emozioni che questi campioni ci hanno regalato in questi anni. Credo che sia stato, mi auguro che sia stato un testimone che abbiamo lanciato a queste quasi 3.000 persone che c'erano oggi. Interessante la storia del campione Giovanni Lanfranco, che vinse la prima Coppa Europea italiana giocando praticamente tutti i ruoli, dal palleggiatore al centrale. Allora esisteva il giocatore universale. È ancora possibile sfornare atleti universali, visto che oggi vengono tutti specializzati in tenera età? Un grande palleggiatore del passato ci risponde così. Ma guarda, io credo che sicuramente lo possono fare, ma credo che sia anche più importante, al di là del fatto che cominciano molto presto a fare pallavolo, che facciano anche tante altre esperienze motorie, perché non può che altro arricchire il loro bagaglio tecnico motorio generale. Dopodiché non basta essere solo un bravo palleggiatore, avere una buona sensibilità, ma bisogna anche essere buoni atleti, e questa capacità di sviluppare molte capacità motorie glielo può permettere. Ospite inaspettato ed accolto con un boato per la gioia di tante atlete, il palleggiatore della nazionale Dragan Travica, medaglia d'argento ai recenti campionati europei. Dragan ha voluto ricordare che le sue radici pallavolistiche sono a Padova, città dove è cresciuto e tuttora abita. Ma quanto pesa la responsabilità di dover scegliere a chi alzare nei momenti caldi della partita? È la cosa più bella che c'è, perché sai di dover decidere in pochi secondi la cosa giusta, però anche quando è sbagliata, fondamentalmente se segui il tuo istinto è sempre la cosa giusta. In quelle situazioni lì è sempre un mix di ragione e anima, perché pensare troppo in maniera razionale non è mai la strada giusta. Farsi portare dagli eventi, dalle emozioni, anche quella non è mai la strada giusta. Credo che ci voglia un mix per cercare di fare la cosa giusta al momento giusto. Non è mai facile, però questo è il bello della vita, dello sport, quindi credo che sia una fortuna che io posso ogni volta vivere. Dopo l'esplosione d'affetto per i grandi azzurri del volley, i giocatori della Tonazzo Padova hanno fatto la loro sfilata in mezzo al pubblico, accompagnati dagli applausi dei tanti tifosi. Il capitano ci ha illustrato le aspettative della squadra sul campionato che andranno a giocare. Ovviamente ci piacerebbe riconfermare o anche migliorare la stagione dell'anno scorso, quindi essendo arrivati a 30 ci piacerebbe fare 31. A parte le battute, la squadra è buona, quindi sicuramente la nostra ambizione è stare nei piani alti della classifica. Poi, come ogni anno, bisogna confrontarsi con un campionato che è quello di A2, che riserva molte insidie, molte sorprese, quindi i bilanci poi li faremo fine anno. Comunque le ambizioni ci sono tutte. Anche quest'anno ci divertiremo. Il nostro obiettivo, come ho detto già un sacco di volte che prima, è quello di divertirci. Divertirci per me è vincere, però se non vinciamo mettercela tutta per fare una buona partita. Credo che questi ragazzi siano motivati, sono ragazzi che arrivano da un giovanile che ha avuto un buon campionato. Credo che sia giusto dare la possibilità a questi ragazzi di crescere, e Padova lo sta facendo bene. Il presidente della FIPA padovana sintetizza la riuscita della giornata. Quest'anno, oltre ad avere dei grandi campioni, abbiamo avuto soprattutto delle gran persone e dei grandi appassionati della pallavolo. Appena ho telefonato per invitarli a questo nuovo modo di continuare la stagione della pallavolo a Padova, non ho ricevuto un no.
anzi altri campioni che avevamo contattato si sono resi, che non hanno potuto rendersi disponibili per altri impegni e erano molto dispiaciuti. Questo significa che il nostro modo di fare sport ha incominciato a trovare anche molto terreno fertile anche su chi ci ha fatto grandi nel passato. Non dobbiamo mai dimenticarci da dove veniamo, per cui da momenti molto difficili dove si faceva sport in condizioni che non sono quelle di adesso. Ci lamentiamo adesso, ma una volta era ancora molto più difficile. Queste persone ci sono, ci hanno fatto grandi e hanno fatto capire che chiunque dei nostri ragazzi può diventarlo. Come? Solamente con il sacrificio. Anche quest'anno i numeri premiano a livello nazionale le capacità organizzative della pallavolo padovana. Non manca certo la vitalità nei suoi collaboratori.